Inflazione in salita anche nel mese di settembre, a certificarlo i dati Istat che parlano di un rincaro dell'8,9% su base annuale sul territorio nazionale. In città, a Padova, va ancora peggio perché il tasso annuale sale al 9,8%. La parte del leone la fanno i rincari energetici che vanno poi a condizionare gli aumenti di tutta la filiera produttiva. Con l'energia, ovvero col gasolio, si trasportano le merci hanno bisogno di essere movimentate e quindi aumentano i costi di movimentazione delle merci, cioè è una catena. Non convince i rappresentanti di categoria del commercio la soluzione di alzare i tassi da parte della BCE. Quello che mi preoccupa in questo momento, francamente, è il rimedio, che è un rimedio, come dire, da un punto di vista tecnico corretto, cioè io aumento i tassi di interesse per cui vado in qualche modo a disincentivare l'inflazione. Però qui il problema non è un'inflazione legata, come abbiamo visto nel passato, legata alla crescita per consumo o per speculazione. Qui parliamo di un problema legato all'energia. La richiesta al nuovo governo è di intervenire perché se si ferma il Veneto si ferma l'Italia. Se andiamo a peggiorare la situazione economica delle imprese, anche con un'impennata dei tassi sui mutui, credo che ne usciremo molto male e ricordiamoci sempre che il Veneto è uno dei motori, forse il motore più importante della locomotiva Italia.